E grazie anche al sindaco, perché è molto stimolante avere all'inizio della serata magari le perplessità, le domande che molti nuovi al concetto di Veneto Stato hanno sicuramente. E sono tanti i punti sollevati, appunto ho sentito parlare di autonomia e noi parliamo di indipendenza, oppure anche di percorso culturale, di percorso storico, di mezzo e fine. Allora sicuramente Veneto Stato, certo siamo consapevoli della nostra storia, siamo consapevoli che della storia della Serenissima, che relativamente a altri posti del mondo Venezia ha dato un livello di benessere superiore a molti altri posti. E sicuramente Venezia era una capitale, basta guardare, hanno costruito palazzi in mezzo all'acqua, quindi solo per avere un concetto di cosa che è stato il nostro passato. Però Veneto Stato guarda al presente e guarda al futuro. E come movimento politico non parliamo solo del mezzo. Cioè, Veneto Stato è un progetto molto concreto che non solo guarda al fine, cioè alla completa indipendenza politica, come sarà lo Stato Veneto. Abbiamo diverse persone molto preparate in diversi settori, quindi non è solo un'idea sparata là e dopo vediamo, facciamo un salto nel buio e vediamo come atterriamo. Abbiamo molta gente qualificata e preparata per diversi aspetti di cosa vuol dire uno Stato indipendente, ma non solo. Veneto Stato è anche il mezzo, cioè un percorso molto lineare e un percorso molto chiaro di come si arriva all'indipendenza in maniera pacifica, legale e democratica. Allora la prima cosa penso che sia importantissima da spiegare è perché Veneto Stato è completamente diverso da qualsiasi altro progetto che è stato presentato ai veneti negli ultimi 30 anni, perché sicuramente viviamo una notevole ingiustizia fiscale, dopo vi do qualche numero, sicuramente viviamo da diversi decenni un'ingiustizia dal punto di vista di quanto noi paghiamo, di quanto risorse del nostro lavoro vengono prelevate, di quanto riceviamo indietro. Quando parliamo solo, in permetti di slogan, parliamo quasi come battuta, però che non fa molto ridere, che paghiamo le tasse come gli svedesi e riceviamo servizi quasi da albanesi. Sì, vabbè, bella, però dopo più ci pensi non è molto bella. Però i veneti non sono dei polentoni, cioè non è che i veneti non hanno la spina dorsale, non lo sanno. No, i veneti, è vero, c'è una cultura contadina, non siamo un popolo che prende sulle armi e crea subbuglio nella nostra società, però non è vero che i veneti non hanno mai reagito a queste ingiustizie. E difatti da 30 anni, dal punto di vista elettorale, i veneti hanno reagito, perché appena si presenta un movimento che vuole farsi difensore dell'identità veneta, far promotore di queste ingiustizie che subiamo, i veneti dal punto di vista elettorale hanno risposto. Però il nostro percorso non c'entra niente con quello che è stato presentato ai veneti finora. Cioè, finora è sempre stato presentato cosa? Sì, c'è un'ingiustizia, vota me, io vado a Roma e io difenderò i tuoi, quello che insomma ti difenderò da questa ingiustizia. E da 30 anni abbiamo visto zero risultati, zero, proprio assolutamente nulla. Questo perché? Perché tutto quello che è stato proposto come una soluzione, chiamala statuto speciale, chiamala autonomia, chiamala devolution, chiamala federalismo, sono tutte riforme dello Stato italiano. E giustamente chi ha l'autorità di riformare lo Stato italiano è il Parlamento romano. Quindi sono tutte riforme che passano per Roma. E per passare per Roma devono avere una maggioranza in Parlamento italiano.
quindi ci vuole una maggioranza, se non addirittura 2/3 per alcuni tipi di riforma. Questo è matematicamente impossibile. Perché è matematicamente impossibile? Perché ci sono solo una minoranza di regioni, una minoranza della popolazione con cittadinanza italiana che subisce queste ingiustizie, che ha un residuo fiscale negativo, che la differenza fra quanto paga di tasse e quanto riceve in servizi pubblici, secondo il Ministero del Tesoro, si conta in decine di miliardi di euro. Solo una minoranza della popolazione subisce queste ingiustizie. Quindi se noi in Veneto, anche con il 100% dei consensi, saremo sempre una minoranza del Parlamento italiano. Non avrai mai un parlamentare che sia calabrese, campano, siciliano, che vota e dice sì, è vero, questi 20 miliardi non sono miei, sono dei veneti, quindi io voto perché si ritengano. Non avrai mai una situazione del genere, sarai sempre una minoranza, anche se prendiamo il 100% dei voti qua in Lombardia e praticamente finisce lì l'area che viene spremuta dal punto di vista fiscale. Io faccio sempre l'esempio per renderlo chiaro, quello dei 3 uomini in barca. C'è uno che rema e ci sono 2 che prendono il sole. Quello che rema può stufarsi e dire basta, non voglio remare più, gli altri 2 si svegliano e dicono siamo in democrazia, possiamo rivotare e vedere chi tocca remare. Questa è la situazione in cui ci troviamo nello Stato italiano. Quindi per questo tutti i percorsi presentati al popolo veneto come possibili e potenziali soluzioni politiche erano matematicamente impossibili da realizzare. Autonomia, federalismo, devolution, qualsiasi cosa che per dare un minimo di giustizia a noi veneti vuole riformare lo Stato italiano è matematicamente impossibile da realizzare. Quindi bisogna diffidare da chiunque vi propone di un percorso che passa per Roma e dire noi andremo là, chiederemo col cappello in mano qua. Quindi la prima differenza con qualsiasi cosa che i veneti hanno visto a Veneto Stato è che per questa ragione, per una ragione di coerenza, Veneto Stato non va a sedersi a Roma. Sì, siamo un partito politico, ma non cerchiamo una soluzione che passa per Roma. Allora perché è diverso Veneto Stato? Perché se ci guardiamo attorno in giro per il mondo, vediamo che nascono degli stati nuovi in maniera pacifica, legale e democratica. Nel dopoguerra c'era una 70ina di stati nel mondo, adesso ce ne sono 190 e passa. Cioè in 70 anni, 60-70 anni, il numero di stati nel mondo è quasi triplicato. È quasi triplicato e nella stragrande maggioranza dei casi è avvenuto in maniera democratica. Sì, ci sono state alcune guerre civili, ma nella maggioranza dei casi, anche qua in Europa, pensiamo alla Lituania, alla Lettonia, all'Estonia, pensiamo alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, tutti casi avvenuti negli ultimi 20 anni di indipendenza senza una guerra. Ma pensiamo anche a casi recenti. Il Montenegro è diventato indipendente nel 2006, la Groenlandia è diventata indipendente dalla Danimarca nel 2009, il sud del Sudan è diventato indipendente dal nord del Sudan nel 2011, la Scozia è che tanti si legge la BBC o le riviste britanniche, la Scozia farà un referendum per diventare indipendente nel 2014 e c'è Cameron, il primo ministro del Regno Unito, che corre su a Edimburgo a vedere di negoziare con Salmon, che è il leader dello Scottish National Party. Quindi questi sono avvenimenti che avvengono in maniera pacifica, legale e democratica. E cos'è che hanno in comune questi casi recenti che vi ho elencato? Quello che hanno in comune è che si appellano al patto di New York, che è nei volantini qua di dietro, il quale in sostanza è una cosa fatta alla fine anni 60, che dice che un popolo ha diritto all'autodeterminazione, cioè che un popolo ha
e solo quel popolo lì può decidere della propria indipendenza. In altre parole, non siamo delle vacche, non siamo proprietà di qualcuno. Sembra una cosa normale quando si dice noi non siamo proprietà di Roma, noi non siamo proprietà del Parlamento italiano. Siamo noi, come popolo, che decidiamo del nostro futuro. Non dobbiamo domandare permesso a nessuno. Questo è il patto di New York, sottoscritto da diversi paesi delle Nazioni Unite e sottoscritto dallo Stato italiano con la legge 881 del 1977. Quindi è lo Stato italiano stesso che ci riconosce questo diritto come popolo e dopo logicamente ci riconosce anche come popolo, perché nella legge 340 del 71 lo Stato italiano riconosce lo status di popolo ai veneti. Questo è fondamentale come concetto, perché sì, è vero, l'indipendenza è molto più ambiziosa di parlare di autonomia e federalismo. Di autonomia e federalismo parliamo, tratteniamoci qua qualche miliardino in più, qualche risorsa in più, perché paghiamo il livello di tasse più alto al mondo e non riceviamo abbastanza servizi, c'è una crisi, c'è una recessione, abbiamo più bisogno di risorse perché possiamo avere gli amministratori locali più bravi al mondo, però se hanno zero risorse da amministrare puoi avere delle superstar, dei fuoriclasse come amministratori, ma se hai zero da amministrare il tuo risultato sarà zero. Quindi sì, il federalismo puoi chiedere, o l'autonomia, puoi chiedere a Roma qualche risorsa in più. L'indipendenza invece dice il 100% delle nostre risorse resta qua. Quindi sicuramente autonomia, federalismo, statuto speciale è molto più moderato perché parliamo solo una porzione dei nostri soldi. Qua parliamo della totalità delle nostre risorse. Quindi uno potrebbe dire, beh, questo è più moderato, magari più appetibile dal punto di vista elettorale, magari anche un passo intermedio per chi vuole, dopo si può andare fino all'indipendenza. No, l'autonomia è un vicolo cieco, sì, più moderato, bello, là, però un vicolo cieco con un borrone di mezzo, cioè è impossibile da attuare, perché passa per Roma e non avremo mai una maggioranza per fare quel tipo di riforma. L'indipendenza invece, quindi qua ci vuole la maggioranza degli italiani a volere. Qua l'indipendenza, 100% delle risorse, molto più ambizioso, ma più facile, perché là si parla di avere la maggioranza degli italiani a volerlo, la maggioranza di 60 milioni di italiani. Qua si parla solo della maggioranza di veneti a volerlo. Quindi è sì più ambizioso, ma è facile, cioè ci vuole solo la maggioranza di veneti a volerlo. Ci sono 3 milioni e 8 di veneti con diritto di voto, cioè sopra i 18 anni. Ci vogliono 2 milioni di veneti a volerlo. Da 1,5 milioni a 2 milioni secondo quanto è cuore. Là ci vogliono 30 milioni e dei parlamentari di altre latitudini che dicono non vogliamo più le decine di miliardi di risorse del Veneto. E parliamo veramente di decine di miliardi, perché tante volte quando si parla di decine di miliardi così, sembrano cifre così, però uno non si rende conto del livello di ingiustizia che subiamo ogni anno. Noi siamo andati a vedere, perché noi ci basiamo sui fatti, sui dati, non è che parliamo solo così tanto, siamo andati a vedere, il Ministero del Tesoro ha un bellissimo sito con un bellissimo database che si chiama Conti Pubblici Territoriali e fanno vedere per ogni anno quanto ogni regione paga di tasse, con le tasse di imposte dirette, imposte indirette, contributi sociali, tutto. Quindi su un'economia che produce un 150 miliardi, che è il reddito totale del Veneto, paghiamo 70 miliardi di tasse all'anno, un 20-25 miliardi di imposte dirette come l'IRPEF, un altro 20-25 miliardi di imposte indirette come l'IVA, un'altra quindicina di miliardi come contributi
sociali e dopo altre tasse, al fondo 70 miliardi. Di questi 70 miliardi, 9 miliardi vengono gestiti dalla Regione Veneto. Questo tanto per rendersi conto del centralismo che subiamo sotto lo Stato italiano. Perché anche solo pensare quanto viene gestito localmente, quanto viene gestito a livello centrale, è molto importante sottolineare, perché in molti altri stati non c'è questa divergenza. Cioè in molti altri stati la maggioranza delle risorse prelevate come tasse vengono gestite dalle istituzioni locali. Quindi 70 miliardi paghiamo, 9 miliardi gestiti dalla Regione Veneto. Quindi 9 e 70. Questa è la misura del centralismo. Dopo ci sono anche le province, ci sono anche i comuni che hanno delle risorse e il Ministero del Tesoro cataloga anche quello. Mette assieme tutte le risorse che ritornano alle 7 province venete e ai 581 comuni del Veneto, altri 6 miliardi. Paga 70, ricevi 9 miliardi Regione Veneto, 6 miliardi province e comuni, quindi 15 miliardi. Vabbè, paghi 70, ricevi 15. Dopo però il Ministero del Tesoro ti dice anche che ci sono anche tanti servizi elargiti a livello nazionale, che quindi non è facile, non vengono gestiti dalle regioni, province e comuni, vengono direttamente dallo Stato centrale, però sono comunque servizi che vanno al cittadino. Si parla della difesa, parla delle ambasciate, parla delle pensioni, ci sono anche tante cose che vengono gestite a livello centrale. E il Ministero del Tesoro è così gentile anche da catalogare, a cercare di stimare, perché ci sono anche degli errori metodologici, ma lasciamo stare, teniamo per buoni i loro numeri, e dicono che un 30-35 miliardi vanno come da servizio pubblico dello Stato italiano ai cittadini veneti. Allora, 35 miliardi dallo Stato centrale, 9 miliardi dalla Regione Veneto, 6 miliardi da provincia e comune, 9 più 6, 15, più 35, 50. Cioè ogni anno paghiamo 70 miliardi di tasse e ogni anno riceviamo al massimo 50 miliardi. E dopo parlano di evasione fiscale. Qua è lo Stato italiano che sta evadendo. Cioè, io voglio vedere lo scontrino. E gli altri 20 miliardi? 20 miliardi all'anno su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Parliamo di 4.000 euro a testa. 4.000 euro a testa che potrebbero essere o meno tasse o servizi in più, perché 4.000 euro a testa, no? Solo per chi lavora. Dal bambino dell'asilo al bisnonno novantenne. 4.000 euro a testa all'anno. Qua in questa sala saremo in 150. Solo in questa sala qua, ogni anno, lo Stato italiano quant'è che ci costa? 600.000 euro. No. 600.000 euro. 150 per 4. 600.000 euro. 600.000 euro. In questa stanza qua. Cioè adesso non so quant'è il budget di Scorzè. Però solo in questa stanza qua, se adesso magari non siamo tutti proprio da Scorzè, ma solo in questa stanza qua lo Stato italiano ci costa 600.000 euro, cioè la differenza tra quanto paghiamo di tasse e quanto non riceviamo, mettendo in conto tutto, pensioni, sanità, istruzione, difesa, sicurezza, tutto. 600.000 euro, cioè provate a pensare se siamo solo qua dentro, noi facciamo un club e abbiamo 600.000 euro all'anno da spendere. Cioè, questa è è allucinante questo numero, perché io quando anche ne parlo con dei colleghi all'estero e gli spiego le differenze, questi dico no, non è possibile, ti sei sbagliato di qualche zero, cioè non è possibile, perché mi dico, ma ti rendi conto che le colonie africane di fine 800 non venivano depredate di questi livelli? Mi dicono non è possibile che ci sia un popolo sul pianeta Terra
che anno dopo anno, decennio dopo decennio, subisce questo tipo di ingiustizia e non fa niente. Dice non è possibile. E infatti anche uno dice vabbè, perché deve anche un attimo capire cosa potrebbe fare. E noi di Veneto Stato abbiamo anche fatto, perché quando si parlava del fine, cosa sarebbe un Veneto Stato indipendente? Beh, intanto con 20 miliardi all'anno in più, sarebbe anche difficile, avremo un problema di riuscire a gestire tutti questi soldi. Non avremo più i miei amministratori di non posso perché non esisco. Non posso perché non esisco. Ci sarebbe un problema contrario, avremo troppe risorse da gestire, perché abbiamo anche fatto i conti, ci sarebbe un aumento sicuramente una diminuzione delle tasse, tipo l'IRPEF 20%, l'IVA 10%, contributi sociali ridotti, ma anche abbassando drasticamente le tasse, e più di tanto non le puoi abbassare di botto, dopo ti rimangono comunque diversi miliardi per aumentare la spesa sulla sanità, un 30% di spesa in più per gli ospedali, aumentare la spesa sull'istruzione, basta i bambini che vanno a scuola col sapone, la carta igienica, eccetera, eccetera. Cioè un 30% in più non solo per avere migliori servizi, ma anche per pagare meglio i nostri insegnanti, i nostri infermieri, i nostri dottori, avere più polizia se c'è un problema di sicurezza. Avremo un sacco di risorse per avere dei servizi migliori e un sacco di risorse in tasca in più, perché se paghi drasticamente meno tasse hai un sacco di soldi da spendere in più. Dopo questi sono tutti numeri fatti a livello macroeconomico, però anche dal punto di vista di un operaio. Un operaio mediamente prende 1.000-1.200 euro al mese, se ha ancora la fortuna di avere un lavoro, perché adesso di questi tempi c'è anche il problema della disoccupazione. 1.000-1.200 euro al mese netti, al datore di lavoro, quell'operaio o quell'impiegato lì gli costa 2.600-2.700. C'è qualcosa di mezzo. Da una parte no, non posso assumerti perché te mi costi massa, 2.700 euro mese. Cioè, il costo del lavoro in Italia è il più elevato in tutta Europa occidentale. Cioè assumere una persona nello Stato italiano costa di più di qualsiasi altro Stato nell'Europa occidentale, Francia, Germania, eccetera, eccetera. E dopo dall'altra parte, dal punto di vista dell'operaio, che si trova con 1.000-1.200, è lo stipendio netto più basso di tutta l'Europa occidentale. Quindi abbiamo uno svantaggio sia dal punto di vista competitivo, perché le aziende, se gli costa di più assumere, sono in uno svantaggio competitivo rispetto ad altre aziende in Francia, in Germania e così. E dal punto di vista dell'operaio il netto fa la fame. Quindi abbiamo anche fatto il calcolo come sarà il fine, come sarà quel Veneto Stato indipendente. Beh, con questi 20 miliardi, allora facendo i conti che questa tassa si abbassa a quest'altra, abbiamo fatto il calcolo che invece di essere 2007, con meno contributi sociali, all'azienda pagherebbe quel lavoratore, gli costerebbe solo 2.200, ok? Quindi questo vuol dire poter assumere più gente, poter dare più lavoro ed essere più competitivi, perché se i tuoi lavoratori ti costano di meno puoi abbassare il prezzo del tuo prodotto ed essere più competitivo e vendere in tutto il mondo. E dall'altra parte il netto all'operaio e all'impiegato invece di 1.200 gli rimarrebbe il netto 1.700. Cioè qua stiamo parlando quasi di un aumento del 50% dello stipendio, quindi non sono briciole, cioè tanto per quantificare questi 20 miliardi. Quindi quando mi dicono ma non è possibile che ci sia un popolo sulla terra che accetta questo tipo di ingiustizia, ed è stata la stessa domanda che ci siamo posti noi di Veneto Stato. E però nessuno aveva mai provato a domandare ai veneti. I veneti vogliono questo o vogliono tenersi i loro 20 miliardi? Cioè vogliono questo o vogliono un Veneto Stato indipendente dove possono gestirsi la totalità delle proprie risorse? Allora quello che abbiamo fatto, abbiamo commissionato un sondaggio scientifico
a un centro di ricerca statistico di Bergamo con la domanda: in un referendum, questa è una cosa scientifica fatta con un margine d'errore dell'1,5%, in un referendum per fare del Veneto uno Stato indipendente, voteresti sì? Questo è il risultato, è stato pubblicato dal Gazzettino, e il 53,3% dei veneti hanno risposto sì. Io di fronte al referendum così, se c'è la gabbia aperta, io salto fuori. Quindi questo è... Prima non sapeva cos'è, dicono ma no, siamo in Italia. No, la maggioranza dei veneti vuole l'indipendenza. Dopo questi numeri anche divisi per provincia, e a Belluno, che hanno la crisi più elevata di tutto il Veneto, era il 65%. A Resto, Treviso 56%, Padova 56%, l'unica provincia che era sotto il 50% era la provincia di Venezia, che era il 47%. Comunque cifre molto elevate, dopo dipende, gli imprenditori votavano sì al 70%, invece i dirigenti sì al 20%, quindi comunque numeri molto elevati che i veneti e sono favorevoli all'indipendenza del Veneto. Quindi cosa facciamo qua? Cosa facciamo qua come Veneto Stato? Se sono favorevoli all'indipendenza del Veneto, vabbè, cosa bisogna fare per fare questo benedetto referendum? Per fortuna abbiamo anche degli esempi in Europa, perché questo è un percorso pacifico, legale e democratico, e abbiamo anche l'esempio della Scozia che sta facendo altrettanto, solo che più avanti di noi. Allora, non basta fare un'associazione, fare gazebo, raccogliere, fare un gazebo e dire firma per l'indipendenza e così colà, perché puoi raccogliere 1 milione di firme, ma non hai l'autorità, la rappresentanza istituzionale per andare in Unione Europea a dire riconoscimi come Stato indipendente. Difatti quello che ci vuole come interlocutore per la comunità internazionale è avere dei rappresentanti istituzionali, quindi presidente della regione, presidente delle province, presidenti o sindaci, che si fanno promotori di questo referendum. Quindi non stiamo parlando, questo è diverso dai referendum di Pannella, qua non stiamo parlando di una minoranza dell'1% che impone a tutti quanti di fare un referendum. Qua non stiamo parlando di andare a Roma a dire per favore dateci questo referendum. Qua stiamo parlando di far valere la sovranità popolare. Quindi noi abbiamo bisogno di rappresentanti istituzionali, quindi per quello siamo un partito, non andiamo a Roma perché non sarebbe coerente con il nostro percorso, perché sappiamo che Roma è un vicolo cieco, però abbiamo bisogno di rappresentanti istituzionali qui in Veneto, sindaci, consiglieri provinciali, presidenti della regione, per indire questo referendum per l'indipendenza. Perché se tu vieni eletto con un programma di 2 parole che si chiama Veneto Stato, tu sei investito dall'autorità, okay, che ti ha dato la popolazione, il popolo, ha detto io sono stato eletto per questo, io devo fare un referendum per l'indipendenza. È quello che ha fatto lo Scottish National Party. Loro, nei loro sondaggi, loro sono solo al 51%, però dal punto di vista politico sono organizzati e loro hanno lo Scottish National Party, che è il partito indipendentista scozzese, che ha la maggioranza assoluta nel Parlamento scozzese. Quindi loro possono indire questo referendum. C'è un articolo di oggi, purtroppo in inglese, non ho avuto modo, ce lo sta traducendo il nostro iscritto, ma praticamente c'è, come dicevo all'inizio, c'è il primo ministro inglese che va a Edimburgo per negoziare sull'eventualità dell'indipendenza. Io adesso lascio la parola perché dopo abbiamo altri relatori che sono formidabili, quindi vi ringrazio.